Bentornati e buongiorno Verona Live, siamo di nuovo in diretta sul canale 640 e sulla nostra pagina Facebook. Io sono Giorgia Preti e qui con me c'è lo scultore e artista Sergio Pasetto. Benvenuto. Grazie. Allora Sergio, come è iniziata la sua carriera? Chiaramente parliamo di anni e anni e anni di carriera, ma da dove è iniziata? Vabbè, cominciamo che avevo 6 anni. A 6 anni già alle elementari io disegnavo e avevo un sacco di bambini che volevano la mia presenza per fare i disegnini. Ma questo è uno scherzo. Poi la vera storia della mia pittura parte dal Lido di Ostia a Roma. E ero in colonia marina subito dopo la guerra, perché sono un po' anziano. E facevo pittura sulle mattonelle, sui sassi che trovavo dei bombardamenti delle case. E le signorine addette a noi ragazzini andavano a gara per chiedermi queste pitture. Mi sono accorto che sapevo pitturare, disegnare e pitturare. Poi, finita la scuola, mi hanno fatto fare un po' di arte, cioè di studi d'arte con la Napoleone Nani. E si sente se parlo bene perché io sono un po' sordo. Sentiamo benissimo. Sì. E, finita questa piccola scuola ho proseguito con il lavoro di orafo, glielo dico perché c'è anche sul giornale. Certo. Orafo, poi ho fatto qualche anno alla Volkswagen come direttore vendita. Alla fine nel frattempo continuavo a pitturare. Mi porto a Milano per affari e comincio a fare qualche mostra. Lì si accorgono che so anche pitturare. Vabbè. Tanto più che Vittorio Sgarbi mi ha scritto una lettera dove era interessatissimo a una mia pittura di una donna incatenata sulla croce, che non vuole essere un'offesa alla religione, ma siccome la croce è un simbolo di sofferenza, e io protestavo già 25 anni fa per il trattamento che avevano verso le donne. E allora così diventai un ragazzo conosciuto, va bene. Decisi di tornare a Verona, che ancora non mi conoscevano, e durante una mostra a Verona di pittura al convento di San Bernardino, Sala Moroni, un frate, Beniamino Micheletto, scultore, dice sei bravo in pittura, però per me tu sei uno scultore. Va bene, dico, se lo dici tu vieni nel mio laboratorio che voglio metterti alla prova, ma io mi sporco le mani e dico sai i pittori sono un po' delicati. Morale, inizio, conosco come si maneggiano la creta, alcuni giochetti della scultura, e parto come scultore 28 anni fa. Quello che è successo in 28 anni c'è scritto su tutti i libri, su tutti i giornali, e non è che sono famoso, sono un rompiscatole e allora ogni tanto scrivono per me. Beh, però insomma, anche adesso qua siamo sul suo sito internet, sergiopasetto.com, e vediamo alcune delle sue opere, tra cui quella famosissima di Emilio Salgari che è di fronte alla Biblioteca Civica di Verona. Ecco, qual è la genesi di questa scultura? Allora, di quale? Di Emilio Salgari. Le sculture, io ho letto un giorno sul giornale che facevano un concorso per una scultura di Salgari. Salgari mi interessa, io faccio le cose che mi interessano. Mi sono avvicinato a questa associazione, tra le quali c'era Del Miglio, Gallo, e altri due che non ricordo il nome. Propongo, ho fatto 2 o 3 proposte, sì, no, ma il comune è contrario che sia troppo grande, e allora ho deciso di fare un Salgari che cammina in mezzo alla gente. Bellissimo. È stato approvato, caso molto raro perché Verona è molto restia nell'approvare le cose. Insomma, grazie anche all'appoggio di tanti amici, qui c'è anche un sindaco, mi pare. Sì, esatto. Ecco, eccolo benissimo, anche qua. sì. Comunque è stata approvata, messa
cioè di fronte alla biblioteca civica, che è una cosa piacevole, dopo quasi 2 anni di lavoro, e sto ancora aspettando i soldi, ma arriveranno, insomma. Sono passati solo 6 anni. Solo 6 anni. Ecco. Sì, ma è uno scherzo, lo sappiamo già noi scrittori che nessuno ci dà una mano. Ecco. Ecco. Beh, Oggi mi trovo a aver fatto la statuetta per fare i premi. esatto. E tutto lì non è tanto un mistero, insomma. Esatto. Cerco di salvarmi. Esatto, esatto. Ecco, tra l'altro nella sua carriera ha avuto anche l'opportunità di incontrare tantissime persone, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, ma non solo, dell'imprenditoria veronese, Sì, Giovanni Rana, Maria Teresa Ruta, veramente tantissimi. Quindi sì. ha incontrato il mondo lei. Beh, abbastanza, sì. Ho qualche opera anche, tra le quali questa è in Vaticano. In Vaticano. Sì, questa è proprio nel corridoio dell'appartamento dei Ratzinger. Ah, sì, Ecco, ok, c'è ancora, no? certo. E le ho portato questa scultura dove rappresenta Maria assunta in cielo. Eccola qua. Qui è stato, ed è rimasta nel suo appartamento. E lì c'è un episodio simpatico. Il segretario particolare di Ratzinger, di Sua Santità Ratzinger, insomma, allora, mi fa, vedi, dice, mi segua con la scultura, e poi era anche pesantina. E cammina, siamo entrati nel suo appartamento. Dice, la prima volta sa che una persona al di fuori del Vaticano entra nella casa, nell'appartamento del Papa. Bene, dico, sarà onorato allora del fatto che uno scultore entra in casa. Sempre scherzando. Certo. Comunque è stata una bella avventura, una cosa molto simpatica, accompagnato a Roma da Monsignor Piassi, che era prefetto della capitolare. Una bella giornata, insomma. Eh sì, assolutamente. Qui la vediamo invece con Giovanni Rana. Giovanni Insomma. Rana è stato, come si dice, di grande simpatia, un personaggio molto grande, appunto perché si è fatto grande con le sue mani. A me era molto simpatico. Qui è quando mi hanno fatto cavaliere in una confraternita, poi a mia volta ho fatto cavaliere lui, insomma sono tutte cose di simpatia, dai, Certo. niente di importante. Che conta è che è un grande personaggio. Certo, beh, qua... No, qui siamo all'inaugurazione di una targa di Tolo da Re, poeta emerito, Certo. che ha fatto quella famosa poesia sull'Adige. Sì. Ecco l'Adige sotto braccio. Cioè, ecco, sì, l'Adige sotto braccio di Castelvecchio. Certo. Qui E abbiamo Shakespeare. Shakespeare, insomma, Verona continuava a parlare di Shakespeare, ma nessuno faceva niente per Shakespeare. Io ho fatto un piccolo busto, ma non pensavo che andava a finire proprio nel punto più prestigioso, altrimenti l'avrei fatto più grande. Qualcuno, non faccio nomi, mi ha detto potevi farlo grande come il cavallo di Vittorio Emanuele. Sì, dico, ci vorrebbero i tuoi soldi, però dico, il mio limite è questo. Certo. Anzi, io direi che è stata una bella idea e un omaggio a Shakespeare, che Verona non ha mai pensato di fare omaggi a Shakespeare. È vero, è vero. Tutto lì. Ecco, poi anche con i campioni dello sport, insomma. Qui siamo con la campionessa. Sì. La... Francesca Porcellato. Porcellato? Sì. Ecco, insomma abbiamo veramente tante foto. Questa è la presidente del Carnevale della provincia, donna deliziosa, ecco. Veramente. Anche questa, ecco. Qui in Piazza Bra sempre, sì. Dove ho fatto questa 5 formelle per omaggiare Zeffirelli, il quale in un incontro gli ho fatto anche un omaggio di una formella bella d'argento di letto di Giulietta Romeo, e lui mi ha detto questa la tengo sul comodino fino alla mia morte. Però è morto, sì. Però Zeffirelli mi ha, come si dice, omaggiato, l'ha visitata, era molto contento di aver fatto, che io abbia fatto qualcosa a nome suo. Questa stessa, che questa è una copia, l'ho mandata all'Etnamer, il più grande parco russo, dove ci sono tutte le etnie
tutte le etnie del mondo, un grandissimo lavoro. Tramite la Ruski Don, che è un'associazione, la Casa Russa qua di Verona, siamo riusciti a spedirlo, anzi sono venuti a prenderselo e l'hanno già inaugurato come prima opera nel capannone, nella villetta italiana, prima opera che arriva in Russia. Però Adesso che hanno fatto un'inaugurazione, quando sarà ufficiale faranno qualcosa di importante. Immagino. Grazie russi che avete prediletto qualcosa di mio. Ecco. Ecco, un'ultima domanda, Sergio, abbiamo proprio gli ultimi secondi prima di lasciarci. Ecco, sta lavorando ancora a qualcosa o al momento è fermo? Io sto sempre lavorando a qualcosa, anche con la testa a volte. Sì, ho fatto qualcosa su Dante, che non l'ho ancora messa in visione, però una copia colorata di questa scultura tipo questa, un po' più piccola ma abbastanza grande, si trova oggi, da 2 giorni, nella vetrina dell'Iston 12 in Piazza Bra. È un omaggio che faccio alla città di Verona. Stupendo, stupendo. Ecco, E andremo a vederla allora. Invitiamo tutti i nostri spettatori ad andare a vederla, ovviamente. Non si paga niente, si può bere un caffè. Esatto, esattamente. Sergio, io la ringrazio per essere stato mio ospite oggi, è stato un piacere conoscerla. Io ringrazio voi e i pazienti spettatori se avranno il tempo di ascoltare le mie sparate. Assolutamente sì, assolutamente sì. Bene, allora adesso diamo spazio alla musica e noi ci vediamo tra pochi minuti.